Assabinerica a Si racconta, il podcast che vi racconterà le fiabe, le novelle e i racconti popolari siciliani. Si racconta è un viaggio tra le storie di voci antiche che rischiano di perdersi nel tempo, storie di re e regine, di popolane abili e astute, di incantesimi da sfatare, uccelli magici, mamme draghe ingorde e di diavoli dispettosi. Shuru si va! Saggezza e mistero che ha segnato l'anima della Sicilia. Ogni puntata sarà un affascinante viaggio immersi nei suoni, nei colori, nei profumi dei paesaggi siciliani, dove si entra e si esce passando attraverso le emozioni dei personaggi, trasportandovi in una dimensione senza tempo che spalanca altri mondi. Si racconta è un podcast ideato e interpretato da Miriam Mangiarotti, registrato e prodotto da Dario Castiglione. In questa puntata ti racconterò la storia della bella Rosmarina, che fu raccontata da Carmelo Pardi. Una volta c'era un re e una regina che non avevano figli. Naio innata, la regina scende nel suo giardino e vede un piede di rosa marina che aveva tanti figlioletti. Talia, id che rosa marina avevi figliolina e io che sogno regina non naio un altro figlio. Dopo qualche giorno resta incinta. Un talo conto presto s'arriva. Passati 9 mesi partorisce e nasce una pianta di rosmarino e lei comincia a innaffiarla col latte e a tenerla sempre sulla tavola, in un vaso. Succede che un giorno arriva un suo nipote, figlio del re di Spagna, e vede il vaso con quella pianta di rosmarino. Maestà, chi è sta rosa marina? E la zia gli racconta tutto. Hai partoruto, hai fatto sto piede di rosa marina e la bevere con lo latte 4 volte al giorno. Il ragazzo si disse tra sé: Io ce la pigliare sta rosa marina. Prepara un bel vaso sul suo bastimento, compra una capra per il latte, si prende la pianta e sparisce. Durante il viaggio la innaffia 4 volte al giorno e quando arriva nella sua città se la fa piantare nel giardino. Questo re di Spagna aveva 3 sorelle e il suo passatempo era suonare un friscaletto. Naio innata, mentre suonava, si vide comparire una donzella. Il giuci dice: Dunne venite? Io sogno un talupedi della rosa marina. Figuratevi il re, non uscì più. Appena sbrigava gli affari del regno, scendeva in giardino a suonare un friscaletto. La fanciulla sbucava dalla pianta e lui si divertiva a chiacchierare con lei. Sul più bello, al re viene intimata una guerra e lui dice alla fanciulla: Senti, Rosmarina mia, quando io torno la guerra, sono cibote lo friscaletto e allora tu vieni. Poi chiama il giardiniere e gli dice di innaffiare la pianta di rosmarino con il latte 4 volte al giorno e gli dice pure che se al suo ritorno la trova appassita, gli faceva tagliare la testa. Lasciò il friscaletto nella sua stanza, si congedò dalle sorelle e partì. Le sorelle, curiose, si dissero: me frati chi fa questo friscaletto? Al che la grande lo prende e lo suona. Arriva la piccola e lo suona pure lei. Alla terza volta compare la fanciulla. Ah, picchisto non ci spirciava a chiuri nescere a me frati e stava aittato un tastuiaidino, dicono le sorelle. Poi afferrano la fanciulla e gliene danno così tante da lasciarla più molla che dura. Alla fine la poverina si alza, se ne torna nel vaso e sparisce. Quando arriva il giardiniere, trova la pianta di rosmarino appassito. Ah, mischino di mia, e si bene lo re, che ne fari mia? Si congedò dalla moglie. Io me ne vaio, a bevere tu la rosa marina ogni momento. E se ne scappò. Si incammina per le campagne, cala la sera e si arrampica su un albero per non farsi mangiare da qualche bestia feroce. A mezzanotte arrivano un mammo drago e una mamma draga e si gettano sotto quell'albero. E dopo c'ha tatini che facciano scantare. Chi c'eri nuovo? Ci spia la mamma già allo mammo già. E chi ci può essere? Chi vuoi sapere? Niente a raccontarmi.
Hai una cosa a raccontarti. C'è lo povero giardiniere di Lurre in pericolo di vita. E picchi? Tu non sai che Lurre io a pigliare la rosa marina a suo zio e da rosa marina c'è incantata una donzella. Lurre la via chiantare nello suo iardino e la beverava 4 volte allo giorno con lo latte e frescando con lo frescaletto la donzella ne scia di la rosa marina. Tutto chi ce lo sai. Ora Lurre si innappa a dire alla guerra. Ci consegnò allo giardiniere sto pede di rosa marina e partì lasciando lo frescaletto nella sua camera. Vennero l'isoro, suonaro, quando la donzella ne sciù della rosa marina, la lasciaro più morta che viva a forza di bastonate. E la rosa marina addiventò moscia e lo giardiniere per lo scanto di Lurre scappò. Ma non giù rimedio c'è per sta cosa. Ci sarebbe lo rimedio, ma non te lo voglio dire, perché le macchie hanno occhi e le mura hanno ricchi. È buono. Chi c'è? Con ne senti qua? Che senti? Lo sangue le mevini e lo grasso del tocozzo si vogli in una pignatedda. Roppo vogliuto si unta tutto lo pere della rosa marina. A così la donzella ne esce della rosa marina e se ne va nello giardiniere. Sorti, aiutami. Disse allora lo giardiniere. Appena il mammo drago e la mamma draga si addormentano, il giardiniere scende dall'albero, prende un bastone, picchia forte e li ammazza. Poi prende il sangue di lui, il grasso di lei, corre a casa, li fa bollire e comincia a ungere tutta la pianta di rosmarino. Appena finisce, ecco che sbuca la fanciulla e la pianta si secca. Lui, svelto, la prende in braccio e se la porta a casa. La mette a letto e a furia di brodo caldo e di medicamenti la rimette in sesto. Quando era tanticchia miglioligia, il re torna dalla guerra. Va in giardino, suona il friscaletto, aveva voglia di rinfrescare. Si avvicina alla pianta di rosmarino e la trova secca. Il povero giardiniere non voleva dire niente al re, perché Rosmarina era ancora malaticcia. Ma il re tuonava. Oh, tu mi dici chi n'eri rosa marina? O io ti faccio decapitare la testa. Maestà, venisse alla mia casa, che ci faccio vedere una cosa buona. E io? Chi ci venerà a fare alla tua casa? Gran birbanti. Io voglio a rosa marina. Ma sua maestà, bene. E poi mia faccio con ne vuole. Visto come stavano le cose, il re si avvia. Appena entra in casa del giardiniere e vede Rosmarina coricata con le lacrime agli occhi, le dice: E come fu sta cosa? Risponde la fanciulla: Li tesoro m'hanno feruto. Povero giardiniere, vedendo che io stava pirenno, mi untò un certo unguento e io arrivinni. Immaginate l'odio del re per le sorelle e immaginate l'amore per il giardiniere che aveva ridato la vita a Rosmarina. Quando lei si riprese, lui le disse che la voleva per moglie. Perciò scrive a suo zio, il re, e gli dice che la pianta di rosmarino era ormai diventata una giovane bella da vedere e da guardare e gli chiede se voleva andare al matrimonio insieme alla regina, visto che lui intendeva sposarsela. Appena il re ebbe l'ambasciata, immaginate che contentezza al pensiero di avere trovato finalmente una figlia. Il re e la regina si misero in viaggio e arrivati sul posto, bum bum, Cuveni! bene lurignanti! Appena videro la figlia, se l'abbracciarono e la baciarono. La figlia riconobbe il padre e la madre, si fece il matrimonio e ci fu una gran festa per tutta la Spagna. Id restarono felici e contenti, noi a cercà ne munnamo li renti. Questa fiaba fa parte della raccolta Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. Se questa storia ti è piaciuta, puoi supportare questo podcast cliccando segui, lasciando una valutazione, una bella recensione e condividendolo con i tuoi amici. È il modo migliore per far crescere Si Racconta. E se vuoi restare sempre aggiornato, passa dalle nostre pagine social. Appuntamento alla prossima storia!